Io ho ragionato da consigliere regionale. Il partito ci aveva detto di astenersi in maniera critica, dopo un'analisi fatta in più riunioni. Il gruppo, 8 su 3 del gruppo, aveva detto di astenersi. Poi chiaramente, siccome questa linea non è stata seguita da coloro che si sono arroccati su posizioni, io penso, prettamente territoriali, a quel punto lì ognuno di noi ha scelto di esprimere un voto e il mio è un voto favorevole, perché il piano ha una visione prospettica e quello che a me è piaciuto, l'ho detto in Consiglio e lo ripeto, è che si è partiti da criteri e da dati oggettivi, quelli che in molti casi non vengono utilizzati quando si fanno scelte legate solo a potentati locali piuttosto che a professionisti che hanno interessi per mantenere certe posizioni. È chiaro che adesso la Cosolini ha dato, mi dispiace che l'abbia fatto, ma ne era a conoscenza di questa sua volontà già al momento dopo la commissione. Speriamo che ci ripensi, perché lui è un elemento importante all'interno del gruppo, ha esperienza, ha fatto l'assessore, tanti anni che è in consiglio, eccetera. Nel partito era coordinatore, ci auguriamo che lunedì avremo una riunione di gruppo dove discuteremo, no, direi animatamente, ma comunque io mi auguro con intelligenza per arrivare a trovare una soluzione. Andiamo a sentire Conficoni? Sono stupito che alcuni colleghi hanno espresso un voto favorevole. Ardi ha sempre bocciato tutte le nostre proposte e sinceramente avere un atteggiamento di accondiscendenza nei suoi confronti lo trovo profondamente sbagliato. La mia scelta, ma penso ancora di Cosolini, non sia una scelta motivata dalla condiscendere, da voler accondiscendere ai voleri di Riccardi. Sono scelte, dico io, ragionate, oggettive e responsabili. Poi chiaramente ognuno... È chiaro che tutta questa vicenda è legata anche ad una campagna elettorale aperta, Monfalcone e Pordenone. E quindi no, poi uno quando è in campagna elettorale fa le sue battaglie e questa probabilmente mi auguro che gli porti più voti a Conficoni.